siamo cresciuti, abbiamo lavorato, perché insomma faccio parte del comitato scientifico, e sono particolarmente felice come docente federiciano che la Federico II abbia aderito a sponsorizzare questo evento e a fornire contributi per la parte di Salve. So che in sala sia oggi sia ieri ci sono alcuni dei ricercatori under 35 che hanno contribuito allo studio della Piepoli. Dunque questo panel è dedicato a competenze, ricerca e competitività, e io cercherò di declinare questi tre aspetti in relazione all'evento dell'anno. Non a caso la copertina del Time Magazine quest'anno ha scelto come Person of the Year, persona dell'anno, l'intelligenza artificiale. E c'è stata questa immagine iconica di 8 persone fisiche su una impalcatura, no? Con lo skyline di New York, e pensando a queste 8 persone scopriamo che in realtà si tratta di 7 americani o cinesi e un solo europeo, almeno geograficamente parlando, perché appunto c'è un cittadino britannico. E questo forse vuol dire qualcosa. Io di recente ho scritto uno di quegli articoli un po' divulgativi in cui ho parlato di un certo effetto sandwich che stiamo vivendo in Europa in seguito a questa pressione che avviene riguardante la tecnologia da parte degli Stati Uniti d'America e dalla Cina. Anche ieri in uno dei panel, proprio quello moderato da te, si è discusso di questo fatto. Perché? Perché in definitiva noi abbiamo la mentalità imprenditoriale spregiudicata, quella della Silicon Valley, della Bay Area, oppure del circondario di Boston, che a maggior ragione con la trasformazione digitale e con lo sviluppo e la pervasività dell'intelligenza artificiale ha portato a grossi investimenti high gain, high risk. Anzi dovremmo dire high risk, high gain, perché io prima rischio il capitale e poi eventualmente, e sottolineo questo eventualmente, ne traggo i benefici. Che cosa è accaduto negli ultimi 5 anni? È accaduto un grosso sforzo governativo da parte del governo cinese che ha finanziato in maniera massiccia le imprese, le start-up, i centri di ricerca e i laboratori universitari. Solo nel mio laboratorio, nel Prisma Lab alla Federico II, negli ultimi 5 anni ho ospitato almeno 10-12 professori associati, professori assistenti, postdoc e dottorandi di ricerca, completamente sponsorizzati da Chinese Scientific Council, cioè l'organismo governativo che finanzia, diciamo, l'acquisizione di know-how da parte dei cinesi nei laboratori europei. Anzi, devo dire che con le frizioni che si sono create da un punto di vista politico tra America e Cina, guardano ai laboratori europei sempre con maggiore attenzione. È chiaro che nel momento in cui andiamo a giocare la partita della tecnologia c'è questo effetto di schiacciamento. Stamattina in uno dei panel in cui si è discusso, no, di democrazia, degli effetti politici, è stato menzionato a un certo punto il Golden Power, no, che è l'organismo utilizzato da alcuni governi europei in modo da fare in modo, cioè per fare in modo che la tecnologia rimanga sovrana, no, per quanto riguarda il paese in questione. Ricorderete l'anno scorso, forse un anno e mezzo fa, un anno fa, l'acquisizione nel calderone, nel contenitore della vendita da parte di Elkan, no? del gruppo Fiat, ex Fiat, dobbiamo dire della FCA, no? Exor se volete, a una venture capital americano, One Equity, è rientrato Comau, e poi abbiamo fatto in modo, diciamo noi ricercatori, che alcune tecnologie di punta potessero invece restare in Italia. Io ho interesse di robotica e l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie abilitanti alla robotica, e non a caso l'intelligenza artificiale trova la sua, come dire, realizzazione proprio nell'immagine iconografica che un umanoide, una macchina intelligente, un robot può offrire
di quello che noi chiamiamo l'intelligenza artificiale. L'anno scorso, in questo speech introduttivo, io parlai non a caso del concetto di intelligenza artificiale fisica. Che cosa vuol dire? Dare una dimensione fisica alla parte cognitiva che tautologicamente caratterizza l'intelligenza artificiale, alla parte percettiva che altrettanto la caratterizza. Pensiamo per esempio alle intelligenze artificiali tipo generativo, agli algoritmi tipo Gemini, tipo ChatGPT e così via, che però manca della parte percettiva di contatto, e non a caso l'anno scorso parlammo di questa transizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alle tecnologie dell'interazione, dove la dimensione fisica è la dimensione della singola persona. Non a caso c'è questo nuovo concetto dell'internet delle competenze, l'internet of skills, come la naturale transizione dall'internet delle cose, dati, testi, immagini, video, a quello che è il contatto fisico. Gli americani poi sono bravissimi a creare neologismi e si parla di gemello digital, cioè di digital twin, cioè la possibilità di emulare il comportamento di un sistema anche per quanto riguarda la realtà fisica. Però tutto questo è relativo al campo delle tecnologie e non a caso c'è una pletora di aziende in America, in Cina e qualcuna in Europa che pare che sia iniziata la corsa allo sviluppo dei robot umanoidi. Alla CES a Las Vegas, non più tardi di 2 settimane fa, c'è stata, l'invasione dei robot, però qualcosa di significativo è accaduto. Perché? Perché una società tipo Boston Dynamics, che ha creato nel corso degli anni i robot acrobatici più belli, allo stesso tempo ha avuto grossa pressione dallo sviluppo di tecnologia cinese e finalmente ha capito che era il momento di creare una partnership con chi si interessa all'intelligenza artificiale, e hanno fatto la partnership con DeepMind di Google per creare non degli umanoidi che fanno le capriole, che non sono a TRL basso, sono molto lontani da un contesto commerciale, un contesto di marketing, ma per puntare su piattaforme che possono avere un interesse commerciale, industriale e produttivo. Ma tutto questo è legato alla tecnologia. Di recente ho letto un contributo interessante in un blog che seguo a cura di Matthew Mason. Matt Mason è professore emerito di robotica e intelligenza artificiale alla Carnegie Mellon University. Lui è stato per anni il direttore del Robotics Institute, uno dei migliori istituti di robotica e intelligenza artificiale negli Stati Uniti. E lui ha fatto una riflessione molto interessante a mio, perché noi parliamo di tecnologia, ma la ricerca, la scienza, è un qualcosa che va al di là dei confini della tecnologia. Addirittura ha avuto il coraggio di paragonare questa rivoluzione in atto, che è percepibile nel momento in cui voglio realizzare dei robot, delle macchine intelligenti di tipo antropico, paragonabile a quelle che nel passato sono state la rivoluzione copernicana e la rivoluzione darwiniana. E leggo testualmente, lui dice che i paradigmi scientifici esistenti non vengono sostituiti facilmente e rapidamente. Perché? Perché c'è una certa inerzia nel favorire questa trasformazione. Nel campo scientifico questa inerzia non c'è, perché noi siamo propensi allo sviluppo di nuove metodiche scientifiche per utilizzare al meglio la tecnologia. Però in realtà, se focalizziamo la nostra attenzione su quello che sono le scelte dei governi, le scelte politiche, e anche, se ne è parlato ieri, nel modo di educare, perché ieri è stata fatta una riflessione interessante che probabilmente noi siamo carenti, è uno dei risultati del survey, proprio nella maniera di insegnare. E allora vengo, cogliendo questa provocazione di Mason, a focalizzarmi sul sistema Europa. Storicamente noi non siamo realizzato sulla scienza prerogativa della realtà europea. L'umanesimo tecnologico ci porterà a utilizzare la tecnologia senza quelle paure. Ieri si è parlato di disoccupazione tecnologica, o si è parlato del fatto che gli algoritmi si vadano a sostituire le persone. Non è così.
Perché? Perché è indubbio che grazie allo sviluppo tecnologico noi viviamo meglio. E allora qual è il valore aggiunto che come Europa e come Italia dobbiamo sfruttare? Quello di vedere la tecnologia semplicemente come un mezzo, alla stessa stella con cui noi vediamo questi stessi strumenti tipo uno smartphone oppure il traduttore automatico. Se noi seguiamo questo paradigma, potremmo sperare nel fatto che nel corso dello sviluppo scientifico si vada a favorire questa trasformazione e guardando verso il futuro si possa, puntare a utilizzare, cioè la rivoluzione in atto, che è in atto perché è diventata sempre più pervasiva l'uso dell'intelligenza artificiale, possa consentirci di ripensare al sistema strategico, alle scelte politiche, alle scelte del finanziamento della ricerca. Mi è piaciuto molto nel panel di stamattina, per esempio, il fatto che Cerofolini abbia evidenziato che questo non fa parte del discorso politico, cioè che sembra che indipendentemente dall'appartenenza a una delle destra, sinistra, centralità e così via, cioè l'intelligenza artificiale è lì, si pensa che è lì, però non c'è uno sforzo sistemico nel cercare di favorire quella che è la centralità della scienza e della ricerca, che è sempre stata prerogativa europea. E io mi fermerei qui per favorire la discussione. Io la ringrazio moltissimo, professore, la invito ad accomodarsi e chiedo invece di fare cambio perché io così sto un po' più... Sì, mi scusi. No, ha ragione, ma è un errore mio ovviamente, non è un errore suo. Le chiedo di fare... Ecco, perfetto. Non perché non volessi stare accanto alla dottoressa Francesca Mariotti, che è presidente Enea. Non mi sentite più? Ecco sì, adesso mi sentite, che intanto quindi vi ho presentato, ben arrivata. Del professore abbiamo appena detto, ho fatto cambio con Nicola Vitiello, che invece è rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Non c'è bisogno che vi stia a spiegare che cos'è di meraviglioso la Scuola Sant'Anna di Pisa. E invece alla mia sinistra saluto Pierluigi Del Pino, Senior Regional Director International Global Affairs Europe South Microsoft, una roba per dire Microsoft, e ancora Vladimiro Cesci, che invece è responsabile marketing strategico di Poste Italiane. Buongiorno e buon pomeriggio e benvenuto anche a lei. Allora, avete sentito... ovviamente sì, ovviamente alle mie spalle, non voglio dimenticarla, incombe su di me e poi dopo la riusciremo a parlare anche con lei, invece Elena Lavezzi, che è amministratrice delegata di Z-Next. Z-Next è una società, diciamo così, che dipende dalla Zanichelli e che ha in mente, che sta mettendo, diciamo così, è nata da pochissimo e sta organizzando tutta una serie di attività che poi ovviamente vi racconteremo e vi spiegheremo. Professore, mi tolga un momento una curiosità, ce l'ha un microfono? Adesso glielo faccio avere. Perfetto, ma proprio è una mia impressione a questa fiera di Los Angeles io ho dato un po' un'occhiata, no, a tutti questi robot che venivano presenti. Sì, scusi, di Las Vegas. C'era una tendenza comunque a umanizzare non solo questi robot, ma a renderli il più friendly possibile. Addirittura ho visto, non c'è più la struttura, quella classica del robot, ma imbottiture morbide, no? Come perché? Ma, è vero, cioè, ed è un modo per avvicinarci e non farci aver paura di questi robot. Assolutamente, infatti anche stamattina, no, nel panel, diciamo, molte volte la tecnologia può avere un aspetto inquietante. Questo è un concetto che è stato formalizzato da un filosofo giapponese, Tale Mori. Si parla la valle dello sconforto, Uncanny Valley, cioè se noi realizziamo le macchine sempre più simili agli esseri umani. Non so se qualcuno ha visto il film Ex Machina, che ricorda, no? In cui bisogna fare un taglio nel braccio per vedere se esce il sangue oppure se c'è un circuito integrato, ma l'accettabilità e la pervasività e l'ubiquità di questa tecnologia dipende anche dall'aspetto estetico, dall'aspetto piacevole, dalla bellezza.
Non a caso, quando novembre 2024 è stato inaugurato Stanford Robotics Center, che è uno dei centri più prestigiosi, io, da europeo, sono stato contento che la missione del centro è stata focalizzata su quelli che sono i 4 paradigmi della robotica moderna, che è uno di questi, come dicevi tu Flavia, è proprio quello del design, cioè la conoscenza, dove conoscenza significa modelli matematici ma anche quantità di dati, quindi se volete matematica, modellistica e intelligenza artificiale, e il design include non solo gli aspetti tradizionalmente della realtà del disegno industriale, della meccanica, ma anche proprio il design estetico, la bellezza. E in questo l'Italia ne parlavo stamattina con Massimo, con Cerofolini, ha una grossa tradizione. Non a caso c'è stato un commento su LinkedIn 2 o 3 giorni fa di qualcuno che diceva che la nostra chance per la robotica europea e in particolare per l'Italia è proprio quella di realizzare delle macchine, dare il nostro valore aggiunto rispetto a quelle macchine che si sono viste fino all'anno scorso, 2 anni fa, al CES a Las Vegas. Poi c'è la parte di interazione e poi c'è l'impatto che coinvolge anche gli altri 2 paradigmi della robotica moderna. L'impatto è quello che coinvolge tutta il valore sociologico, giuridico, etico ed economico nello sviluppare la tecnologia. Stamattina si parlava della parte etica e quindi anche per quanto riguarda la privacy in campo medico, in campo diagnostico. Noi attualmente abbiamo un progetto di ricerca sulla colonoscopia robotizzata e un synergy grant di ERC in cui abbiamo dovuto assolvere al protocollo europeo da parte del Consiglio europeo della ricerca per quanto riguarda l'uso sperimentale su volontari umani nel 6° anno di progetto di tecniche basate anche sull'intelligenza artificiale per la diagnostica di sospette massi tumorali in situ, in vivo. Grazie.